La tua decisione di non mostrare il volto ha colpito moltissimo il nostro pubblico. Ti va di spiegarne il motivo? Non è facile parlarne, ma sento che è giusto farlo. Nel 2021 sono rimasto coinvolto in un grave incidente. Il mio viso ha subito ustioni importanti che ancora oggi faccio fatica ad accettare. Per molto tempo sono rimasto al buio, chiuso in una depressione profonda. Antonio è stato una delle poche persone a spingermi ad uscire da quel tunnel. Non ne sono completamente fuori, ma cantare mi ha ridato una direzione. Canti canzoni d'amore che non appartengono al tuo genere. È stato difficile accettarlo? Sì, lo ammetto, io canto tutt'altro genere. Le canzoni di Antonio sono bellissime, non lo metto in dubbio, ma non rappresentano ciò che sono musicalmente. Ho accettato comunque perché in questo momento avevo bisogno di dare voce a qualcosa che avevo dentro. Rabbia, dolore, fragilità. Un giorno, se Dio vorrà, produrrò e canterò anche la mia musica al mondo. E resto sola a guardarti fuori. Tu giochi con tempo con me, si gentile ma ho sento. Amore a me non me ne dai. Si siete mica non